Ben ritrovati amici lettori e spettatori di Verona News in un orario inconsueto, quindi vi diamo anche la buona prima tarda serata, insomma quella che era una volta deputata poi alla riunione di fronte al televisore al termine di una lunga giornata di un inizio settimana di ottobre che naturalmente regala alla cronaca e all'attualità politica tante informazioni, tante ovviamente anche sono le novità che ci aspettano. Sarà una settimana ricca e ve la racconteremo come siamo abituati a fare di solito, quindi con i nostri articoli, le nostre dirette degli eventi e questo approfondimento che si chiama Verona News Checkpoint, quindi diciamo una monografia con uno o più ospiti, tentando di andare anche a capire quali sono i problemi visti in un'ottica anche un po' più personale, in un'ottica diversa rispetto a quella che siamo soliti leggere o osservare nei tanti contributi che l'informazione scaligera veronese produce quotidianamente. Nel nostro piccolo, così termino i compiti per casa, vi ricordo di seguirci sulla nostra pagina Facebook, sul nostro account di Twitter e anche ovviamente, se state vedendo questa intervista da YouTube, di iscrivervi al nostro canale dove appunto trovate ogni contributo di questo tipo. Fortunatamente non sono da solo e presento l'ospite, è un ritorno in questo senso, in chiave naturalmente di assessora. Ben ritrovata ad Elisa Lapaglia, assessora delle politiche educative, scolastiche, biblioteche, edilizia scolastica, salute e servizi di prossimità. Non ho dimenticato niente, credo. No, no, c'è tutto. Grazie mille Buonasera. dell'invito. Grazie a lei. Allora, iniziamo subito anche perché insomma ci ha concesso un tempo abbastanza particolare. So che lei oltre all'assessora fa anche naturalmente il nobilissimo mestiere di mamma, per cui non la disturbiamo oltre e partiamo subito, ecco, con quelli che sono gli elementi un po' dell'attualità. Insomma, raccontavamo in questi giorni come ad esempio si fanno dei calcoli, dei primi bilanci sulle esperienze anche personali della nuova giunta di Damiano Tommasi. La cifra più o meno è quella dei 100 giorni, insomma giorno più giorno meno, però ecco, insomma l'estate è finita, anche se le temperature qualcosa ancora la ricordano. Come possiamo raccontare questi primi mesi di una nuova pagina per Verona? Allora, sicuramente, come dire, c'è tanto da fare rispetto alla situazione che abbiamo trovato, quindi mi pare che la città risponda bene con una richiesta di partecipazione veramente importante. Penso, vedo sia me che tutti i colleghi impegnati in incontri con associazioni, terzo settore, attività pubbliche e private che intendono far ripartire la città anche dopo il periodo difficile del Covid insieme a noi. Quindi mi pare che ci sia molto fermento, questo devo dire che è un tratto che riscontriamo tutti nei nostri vari ruoli. Poi parlo semmai di quello che può essere, sono le mie competenze. In Sì. questo momento siamo impegnati a chiudere la partecipazione ad alcuni bandi, quindi siamo in fase di progettazione per il futuro, speriamo che vadano bene. E alcuni li abbiamo già consegnati, altri li consegneremo questa settimana, e questa è stata un'attività sicuramente molto impegnativa che ha richiesto le nostre energie di questi proprio primissime settimane. C'è una fase di riorganizzazione anche interna delle strutture, perché sicuramente abbiamo cambiato deleghe che erano ferme e cristallizzate da decenni nel Comune di Verona, quindi questo fa sì che tutta la macchina amministrativa stia seguendo questo nuovo approccio, e questo ovviamente richiede anche una riorganizzazione interna. Questa sarà una fase importante che poi ci permetterà di lavorare al meglio. E poi ci sono appunto le varie questioni declinate sulle diverse materie appunto di cui mi occupo, che vanno dall'istruzione al trasporto scolastico, alle politiche educative, alle questioni di salute, su cui devo dire, se devo trovare una parola comune, è coordinamento. Cioè Ok. nei vari settori, che sia l'istruzione piuttosto che
le politiche educative, quello che stiamo cercando di fare con la struttura appunto che mi compete è quello di fare sì le attività, ma dare continuità ai progetti e farlo in modo più coordinato di come è stato fatto fino ad adesso. Ecco, se possiamo dare un contributo, come dire, in questo momento, se devo trovare anche una linea comune all'attività che stiamo facendo, è questa. Poi certo c'è una carenza in alcuni settori, ci sono alcune carenze in alcuni settori specifiche, come quello delle biblioteche, può essere una carenza di personale per cui si fatica a tenere aperti i servizi addirittura. Però anche lì appunto io penso e spero che i bandi a cui stiamo partecipando ci verranno in aiuto per ampliare gli orari delle biblioteche, per creare centri di aggregazione giovanile nelle stesse, e quindi, come dire, anche i settori che sembrano più critici in realtà possono avere delle svolte positive, ma questo lo vedremo nelle prossime settimane. Sul fronte dei servizi all'infanzia, anche lì stiamo lavorando per un ampliamento degli stessi, però ecco, sono cose su cui stiamo lavorando adesso per cercare di arrivare ad ottenerle entro fine anno. Io su questo mi ero segnato un breve appunto che ha scosso anche molta, diciamo, contentezza da parte della cittadinanza, l'apertura della prima scuola con il metodo Montessori a Verona. So che è stato un trade union anche partendo dal compianto Bertacco e poi culminato anche un po' con l'inaugurazione ufficiale. Sì, devo dire, allora, era una scuola statale che tra l'altro soffriva molto della segregazione scolastica, quindi c'era una scuola che poteva essere chiusa di lì a poco per il basso numero di iscritti, e invece un progetto che è partito 10 anni fa di formazione delle insegnanti, prima di tutto, sia della scuola dell'infanzia che anche delle elementari collegate. E devo dire lì lungimiranti le direttrici scolastiche che si sono alternate, dalla Sara Agostini alla Lidia Mercazzan, ma sicuramente ne sto dimenticando qualcuna. Chiara Stella ha coinvolto di tutto di più per potercela fare, e quindi fino ai protagonisti di oggi che poi animano e sono le vere protagoniste della scuola. Però ecco, quindi c'è stata il finanziamento anche di Fondazione San Zeno, per esempio, sul tema della formazione, che non è banale, ma ripeto, c'è anche un'attività delle singole insegnanti, perché fare la formazione Montessori non è banale, non è facile, richiede moltissime ore e quindi un tempo dedicato all'approfondimento e allo studio che loro hanno per prime dedicato, e oggi ne vediamo i risultati. La scuola ha la lista di attesa e quindi non solo non chiude, ma è stata rilanciata. Andando invece su materie squisitamente più politiche e naturalmente oggetto di dibattito, questa dovrebbe essere un po' la settimana decisiva, fra virgolette, utilizzando dei toni magari di chi invece vede con un po' più di riserva questo argomento, della famosa, fra virgolette, perché anche in campagna elettorale è stato oggetto di dibattito, della rete Redi. Allora, volevo un attimo intanto con lei definire un secondo di che cosa si tratta ulteriormente per l'ennesima volta, e so che c'è anche qualche novità, perché ci sono delle regioni in cui è già attivo, insomma, comunque c'è un progetto che è già stato adottato, insomma, in questa maniera. Allora, la rete è una rete tra amministrazioni che condividono buone pratiche per evitare di fatto le discriminazioni transfobiche. Allora, il tema qui è incrociare le buone pratiche, anche perché c'è un approfondimento su quando queste discriminazioni avvengono con delle aggravanti, perché la persona è disabile o magari perché ha altre problematiche che sappiamo poi nel mondo soprattutto giovanile a volte sfociano nel bullismo e in questo tipo di atteggiamenti. Ebbene, semplicemente a questa rete hanno aderito amministrazioni di destra, di sinistra, di qualsiasi colore politico, proprio perché è oltre le divisioni politiche, ma deve affrontare quello che poi ogni amministratore vede sul suo territorio. Quando ci sono casi di discriminazione, qualsiasi sia il colore, si difende la vittima e si cerca di fare prevenzione. Poi di questo si tratta. Capisco che in questo momento c'è chi voglia approfittare dai lavoretti delle scuole dell'infanzia a questo tipo di adesioni per animare delle paure
infondate, però ecco, come era falso il tema dei lavoretti, così è falso che la rete Redi sia una cosa che solo il centro-sinistra porta avanti. Ecco, lo dimostra per esempio la Regione Marche, che sappiamo tutti essere in mano ad un presidente di Fratelli d'Italia, aderisce per esempio. Riferimento fosse all'asilo, le colombare, quell'altro tema, se non Sì, sbaglio. anche lì Ok. assolutamente un'invenzione pura per dire che avevamo tolto lavoretti di Natale per alcune considerazioni politiche legate al gender. Anche lì hanno detto di tutto di più. In realtà non è così, nulla è cambiato, la linea pedagogica su queste tematiche è la stessa da 20 anni ed era illuminata allora e lo è tuttora, cioè il protagonismo dei bambini nel dono non ha interferenze politiche. Nello scacchiere invece, insomma, delle partecipate, degli enti veronesi, cominciano insomma una serie di volti nuovi, alcune nomine anche particolari. AGEC ha determinato, se vogliamo, 5 anni fa il cambio anche di amministrazione, insomma, perché ricordiamo tutti poi cosa è successo anche con delle vicende giudiziarie. Quali criteri sono stati scelti, se è stata mantenuta la parola che diceva Tommasi, il sindaco Tommasi proprio appena eletto, insomma, quello della competenza e anche dell'alternanza uomo-donna? Sì, questi due principi hanno guidato la scelta, ma anche il fatto di voler coinvolgere la coalizione che ha appunto portato alla vittoria di Tommasi in modo ampio, quindi non si è trascurato nessun gruppo che ha partecipato appunto alla campagna elettorale. Si sono ascoltati anche gli ordini e coloro che hanno fatto proposte appunto esterne rispetto ai consiglieri comunali e gli assessori, che sono appunto coloro che poi devono presentarle queste candidature. Quindi devo dire che c'è stata veramente sia un'apertura a chi era esterno al mondo della politica, che poi invece un ascolto sincero anche appunto di quelle che sono state proposte. Poi ovviamente delle centinaia di proposte che sono arrivate, la selezione è stata fatta quasi sempre sul tema dei curricula, cioè sulla appunto la prevalenza, però nel giusto mix appunto non solo di genere uomo-donna, ma anche poi dell'esperienza. Ecco, questo è stato un altro fattore che in alcuni casi è stato importante premiare. Ha nominato la parola coalizione, andiamo proprio verso la conclusione poi di questo collegamento, perché è un po' cambiato tutto negli ultimi mesi, cioè naturalmente è cambiata l'amministrazione a Verona, è cambiato naturalmente in un settore della società importante perché è arrivato un nuovo vescovo, fatalità proprio 2 giorni fa, è cambiato anche il governo della nazione, insomma, e in questo senso so che ci sono diverse posizioni naturalmente, ecco, su come ripartire, quindi un commento, so essere molto franco, insomma, da parte sua e anche naturalmente per quanto riguarda un po' l'opinione del PD veronese. Allora, io penso ci confronteremo col resto del PD, adesso si andrà verso un congresso che mi auguro appunto sia rifondativo, ma non nel nome o nel simbolo, ma negli obiettivi che ci diamo, e quindi il fatto che finalmente prevalgano alcuni temi che sono i nostri valori principali, e non quello che purtroppo io spesso critico al mio partito, quello di far prevalere gli interessi di parte. Quindi purtroppo siamo strutturati, il Partito Democratico ha ereditato una struttura fatta per correnti che sono diventate correnti personali nella declinazione poi che ne è stata data. Questo è stato un danno, quindi non erano aree che si confrontavano su tematiche, su priorità diverse, ma erano aree appunto molto legate al capo bastone di turno, che fosse un parlamentare, un consigliere regionale o quant'altro, quindi una struttura quasi che premiava le divisioni interne, a cui erano utili le divisioni interne invece che l'unione sulle varie battaglie e sui vari contenuti. Ecco, io penso che se riusciremo a mettere al centro l'impegno per queste campagne e battaglie, allora, come dire, si dà un valore e senso al Partito Democratico. Se invece la struttura non vorrà cambiare, allora, come dire, le nostre energie
non saranno ben premiate, io la metto così. Io so che appunto c'è una base importante che vuole questo cambiamento, che lo chiede a gran voce e come dire tutti i giorni fa banchetti e si impegna su temi importanti. Sono loro che devono prevalere rispetto agli interessi che finora i vertici hanno fatto. Questo a prescindere poi anche magari da una questione di leader uomo o donna, cioè perché so che anche questo purtroppo si è rivelato forse quasi un boomerang, non lo so, per il partito chiedo quest'ottica qua, perché sì, Giorgia Meloni è donna, mentre invece il PD ha sempre avuto dirigenze. So se... Allora, su questo anche le donne del PD devono decidere che cosa fare, se vogliono Okay. diventare protagoniste o se invece rimanere all'ombra di qualcuno. Però il tema, ripeto, è un tema di, se ragioniamo per cordate, allora, come dire, non trova più neanche il mio interesse questo modo di fare politica. Se invece si ragiona sulle disuguaglianze, sul lavoro, la dignità del lavoro, sulle battaglie ambientali, ormai su le decisioni in tema di ambiente che siamo chiamati a fare tutti i giorni, allora di questo, come dire, sono in prima fila. Se invece l'atmosfera è sempre come difendere gli interessi di Tizio o di Caio e quindi diventiamo un comitato elettorale appunto di nomi, di un nome e di un cognome, ripeto, a me non interessa questo far politica. Il messaggio è molto chiaro. Ringraziamo davvero l'assessora Elisa Lapaglia, la riconsegniamo naturalmente ai suoi obblighi e doveri e piaceri. Ci riaggiorniamo molto presto, anche perché se ho notato bene c'è anche la spilletta che ricorda forse di ottobre Sì. in rosa, ok, che Sì. anche quello. Questa Ok. è la campagna a cui siamo chiamati questo mese e quindi la promuoviamo. Molto bene, va bene, ci lasciamo che con un messaggio positivo in questo senso. Grazie, Sì, a sì. presto. A presto, grazie. Buona serata, grazie mille.